Signore e signori, sorpresa sorpresa, non ci pensavo neanche io che potesse essere un altro video, l'ultimo dell'anno, invece eccoci qua, a fare questa ultima fatica. Oggi abbiamo 39 km con l'ultimo millino da fare dell'anno di dislivello e speriamo che basti. Deve bastare, perché c'ho il cibo che è ancora qua. Oggi 28 dicembre 2025. Andiamo a divertirci un altro pochino prima di fare un po' di sosta. Raga, vi dirò la sincera verità, questa traccia l'ho tirata fuori un pochettino a caso. Ero là, finito di pranzare, ho detto quasi quasi oggi faccio un girettino in bici, chissà cosa posso fare, e ho tirato fuori questa, molto a caso. Dovrebbe essere riscaldante come traccia, perché quei 1000 di dislivello che dobbiamo fare mi sa che un pochettino li sentiremo, però devo dire che la giornata meritava troppo per passarla a non fare nulla. Al momento non siamo neanche tanto imbacuccati perché ci sono circa 10 gradi e mi sa che ci scalderemo ulteriormente perché adesso si comincia a salire, però mi sa che stasera farà un po' freschetto. Piumino, giacca antivento, antipioggia, altrimenti qua stasera la vedo freschetta. E comunque è arrivato il momento di salire. Guarda che bello dritto che è. Allora, abbiamo appena cominciato una salita di circa 13 km con 900 metri di dislivello che ci porterà all'incirca a 1000 metri di quota e sarà praticamente la parte più dura della giornata, perché poi per il resto sarà discesa e magari un baretto dove andarci a mangiare qualche cosa. Io sono sempre felice con sto cielo così, pazzesco. È già arrivato il momento di spogliarsi un pochettino, con vista. Abbiamo fatto una micro pausa per svestirci un pochettino perché qua veramente la temperatura è più alta di quello che dovrebbe essere in realtà. Vista cava. Che bello! Meno male c'è un po' di salita che ci si scalda. Ci scalda i cuori. Non so. È incredibile la differenza istantanea tra la parte a sole e la parte all'ombra tipo questa. Cala di 5 gradi percepiti in un attimo. Poi esci e qua stai da Dio. Sta veramente assurdo. Cose strane. Questo è uno dei posti dove dobbiamo venire a mangiare un po' di carne. Assolutamente. Assolutamente. Vai, ciao, buon appetito. Ad ogni modo stiamo risalendo la salita del Gaillardin e arriveremo praticamente al punto più alto che è appena sotto il Col Oliver e che sono circa 960 metri di altitudine e poi scenderemo, quindi prenderemo un botto di freddo. Però la cosa bella di essere qua su è che c'è un'apertura incredibile fin lì in fondo sulle montagne slovene. Più sopra ve le faccio vedere un pochettino meglio. Stiamo apprezzando ogni piccolo raggio di sole che ci colpisce, perché quando vai all'ombra
C'è un umido misto freddo che becca un pochettino, però lo senti sulla faccia perché il resto del corpo è bello caldo e quindi non soffre neanche tanto. Siamo a metà salita circa, però ne mancano ancora un po'. Ah dai, è tutta abbastanza percorribile. La fai. Diciamo che la pendenza non è esagerata. Questa volta non dobbiamo andare per di là, più avanti. Chiaramente questo ultimo millino, questa ultima traccia con 1000 metri di dislivello ha un senso. E il senso è che non so se ve ne siete accorti, ma siamo quasi a 1000 persone su questo canale, 1000 iscritti, 1000 amici che guardano tutto quello che faccio e mi danno un sacco di supporto, quindi alla fine questo video è per voi. Mi sembrava più che doveroso fare un'ultima videata per ringraziarvi, quantomeno, di tutto il supporto che mi date. Per me è veramente energia pura. Quindi mi sembrava doveroso ringraziare prima di tutto per tutto il supporto che mi date, perché è un sacco utile a farmi soprattutto fare di più e cercare di dare del mio meglio alla fine, quindi sono un sacco contento. So che non concluderemo quest'anno con i 1000, ma ci arriveremo secondo me lì, a pochi passi, però va bene così, perché mi darà più voglia di fare di più e di raccontare più esperienze il prossimo anno. Che limpido che è oggi, raga, è talmente limpido che laggiù c'è il mare. Follia. Mancano circa 220 metri di salita ad arrivare sotto il Coloriver, quindi dai, tutto sommato neanche troppo difficile. Almeno c'è il sole che ci scalda un po', perché tratte l'ombra, ripeto, sono belli freschi. Gaillardin, praticamente preso tutto. Ah, si mangia bene. Ah, si mangia bene, dice Leo. Prossima volta. Incredibile. Uno sputo di neve. Aspetta che faccio la pallina di neve. Sì, è una croda quella, Leo, non sto tirando. Guarda che bello la via. Bello rosso. Wow. Dunque, 21 km, noi ci siamo già belli che vestiti perché ormai qui comincia a fare un po' fresco visto che il sole è già sceso. Elvis, non è salita. Stai zitto, no? Scusa.
praticamente entrati in zona Cansiglio, anche se ora è arrivato il momento praticamente di scendere. Comunque adesso siamo nella parte dei Carbonai e siamo entrati ufficialmente in zona Golden Hour e lo si nota dal sole che filtra basso basso, che dà un po' di giallo ovunque. Che spettacolo! È la traccia, ma io questa non so dove siamo. Quello che abbiamo fatto al buio A piedi, quella volta. non so dove ci porta poi la discesa. Che spettacolo. Che punto panoramico, raga. Pazzesco. E là. Mi permette andare in giro? No, no. Più ore? Sì, sì, fa ancora, si sta bene ancora. Che belli vecchietti. Siamo arrivati al monumento ai caduti. O alla laguna, perché mi sembra che sia qua. Mamma mia, è pazzesca la vista che c'è. Assurdo. Madonna. Che colore che particolare. Rosetta. Raga, ma come può non concludersi bene l'anno così? Totalmente a caso siamo arrivati qui. Totalmente a caso. Se lo fai apposta non succede. Che bello. Raga, adesso ne stiamo scendendo, abbiamo ancora qualche chilometro da fare, non tantissimi, ed è stata veramente una roba pazzesca. Totalmente a caso siamo arrivati al momento perfetto per goderci il tramonto. Fantastico. Comunque raga, io continuo a ringraziarvi ancora per tutto il supporto che mi avete dato e niente, ci vediamo nel 2026 con altri video, altre cose, altre esperienze. Vedremo cosa mi verrà da raccontarvi. Intanto qua non si vede niente, quindi meglio che guardo davanti. Statemi bene, mi raccomando, fate i bravi se potete, se no fate a meno. L'importante è che ve la godete un sacco e fate un sacco di esperienze che possono portarvi qualcosa di buono. Ah, che freschetto! Ci vediamo il prossimo anno! Ciao! Ah, buon anno comunque, eh!